Visti TV, buonasera a tutti. Siamo in diretta appunto a nos collegare con Gianluca, poi non sa che questa ragionata che abbiamo promesso. Intanto può dare su tempo a tutto canto di si collegare, insomma, a chi partire una dei suoi travagli che Gianluca ha fatto a valutare voi stessi l'importanza sul lavoro che fa noi Gianluca e vino la qualità del suo lavoro, insomma. Cioè, a chi partire quindi questa opera di pubblicità e sacale il se este esperto e lavora è là che ti impassione. Poi dopo nos colleghiamo con Gianluca. Bene, siamo pronti. Gianluca intanto è stinocchi, da innanzi il nostro, da innanzi il mio, e da innanzi il vostro. Insomma, siamo pronti a non che questa ragionata finisse. Ciao Gianluca, siamo in collegamento dai vizi e non siamo setos in questa strada di connessione, strada online, come hanno tu, quindi siamo a che non ha ragionata noi due, però pure chi saida che sono tutto canto virtualmente seitos in si strada, e non che bina qualcuno già Davide per esempio se si collega da Israele è già collegato e quindi ti aspettando questa intervista di hacker che ha pure este dei corsi che hanno partecipato a si sedere in questa strada virtuale. Bene, attualmente è Director of Digital Operation in Eart Magazine. Io in inglese non è spastumeo, comunque spiegano i test di questa Director of Digital Operation di questa ditta. Intanto non ha pure i test di questa Eart Magazine, che è questa professione tua attuale, che poi andiamo a vedere pure che hai fatto prima, che in Twitter, che in Facebook e così via. Cioè, affrontiamo un po' tutta questa storia. Sì, beh, innanzitutto ciao a tutti, grazie Cristian per questa opportunità. Mi hai dato un'occasione di farmi la doccia perché insomma qui stiamo lavorando da casa da 2 mesi, quindi si vede soltanto questa parte, io potrei essere in mutanda, non si sa, questo è la bellezza del testistrata online che nella sua. Sì, io lavoro per Hearst Magazines, che è l'editore di tutta una serie di titoli, di riviste, ma anche tutta la parte eventi e la parte online dei siti di nomi che secondo me sono abbastanza conosciuti come Elle, Cosmopolitan, Esquire, questi marchi, queste riviste qua. In Italia pubblichiamo anche Gente e pubblicavamo anche Gioia, che poi è stato, diciamo, le redazioni sono state unite con Elle, e Elle è passato da mensile a settimanale. Io mi occupo della parte digitale, di operazioni pubblicitarie, quindi lavoriamo su campagne pubblicitarie di contenuti, quindi sono dei contenuti che possono essere video, possono essere articoli, eccetera, che lavoriamo per conto ovviamente del cliente, che possono essere le case di moda, così come possono essere
insomma le macchine, o anche il grana padano, insomma, o le regioni d'Italia per esempio per le pubblicità all'estero, e ci occupiamo di costruire questi contenuti, quindi facciamo i video, lavoriamo con influencers, lavoriamo con tutta una serie di talenti a livello mondiale, perché poi la produzione è fatta in un posto unico, e poi però la pubblicità ovviamente viaggia a livello globale, quindi viene tradotta in tutte le lingue, viene adattata come si dice, al linguaggio locale, che non è soltanto una questione di parole, ma anche una questione di sfumature linguistiche che a volte una semplice traduzione non riesce a comunicare. Sono a Hearst da 3 anni e mezzo, l'ufficio è a Londra, però ovviamente l'ufficio italiano è a Milano, ovviamente essendo un ruolo insomma, globale, si è sempre più o meno in giro. In che tu era in una adesso documentazione che ha poco lì, insomma, di un'intervista, stiamo rivoluzionando il mondo del contenuto globale, c'è una missione forte dietro, cioè è spiegare alto questo impegno, cioè in questo momento particolare, questo hacker particolare in un tu hai inserito, è davvero una rivoluzione? Guarda, questa domanda busta in questo momento è un po' strana perché non stiamo attraversando un momento proprio normale, ecco. Non è la nostra quotidianità non è fatta certo di pubblicità in questo momento, quindi quando ho detto quella frase lì, che comunque alla quale credevo e credo ancora, insomma, fino a un certo punto, diciamo, la priorità non era la salute dell'umanità, quindi diciamo vorrei ridimensionare, ecco, in questo momento, perché ovviamente io dico sempre anche ai miei colleghi o a chi insomma, fa i colloqui di lavoro per entrare in azienda, che noi non siamo qui per salvare vite umane, no? Questo lavoro non porta questo lavoro può essere per certi versi un po' superficiale se lo si guarda soprattutto in questo momento dove le priorità sono diverse, perché ovviamente ci sono priorità, insomma, ci sono le vite umane da salvare, per cui diciamo che quando si parla di rivoluzione, ecco, vorrei un po' ridimensionarla. A quei tempi pensavo fosse rivoluzionario, penso ancora, per carità, però penso sia anche giusto insomma, ridimensionare un po' viste le priorità. Rivoluzionare, ciò che intendevo è che non esisteva prima di questa squadra una visione globale dei contenuti pubblicitari, nel senso che comunque le campagne pubblicitarie in genere sono fatte a livello locale, nel senso la pubblicità della Coca-Cola in Italia di norma è diversa dalla pubblicità della Coca-Cola in Francia, eccetera, eccetera, perché le pubblicità sono ritagliate attorno agli utenti. Ci sono dei marchi che ne so, in Italia sono posizionati in un certo modo e in Taiwan sono posizionati in un altro modo, quindi bisogna rispettare un po' queste cose qua, anche i colori, ci sono tantissime sfumature da rispettare, che ne so, dei colori che in Italia sono usati per festeggiare, o dei fiori in altri mercati sono invece fiori che si usano per i funerali, quindi fare contenuti globali è molto difficile per questo motivo, perché vai a offendere, se non stai attento, vai a offendere certe culture. Non so se avete visto cosa è successo l'anno scorso a Dolce Gabbana con la pubblicità in Cina, sì, dove loro scherzavano alla fine. Noi da italiani abbiamo loro erano leggeri nel loro approccio, ovviamente sono andati a intaccare una insicurezza della comunità cinese, che si sono sentiti colpiti e accusati di non riuscire a mangiare una pizza con i chopstick, come si dice, con i bastoncini.
Per cui ciò che intendevo qui è che rivoluzionare significava appunto creare una squadra che potesse fornire veramente contenuti globali e di fatto i contenuti per esempio che di Max Mara che abbiamo fatto l'anno scorso a Milano è stata una campagna che poi ha girato in tutto il mondo perché comunque rispettava un po' i toni globali. Anche la bellezza è diversa, anche il modo, no? Il modo di vestirsi è diverso, ci sono delle tendenze che sono globali, ma ci sono tantissime cose che sono ovviamente locali, quindi in questo senso la mia squadra, ciò che abbiamo costruito, è di fatto rivoluzionario. Comunque questa è una rivoluzione in termini pure comunicativi, insomma, che si collata da essa comunicazione cartacea a essa comunicazione praticamente mediante schermo visiva, quindi una rivoluzione est de sicuro che prima tenisco rivista da tipo commenti gente eccetera eccetera è basato solo su cartaceo, come però ha bisogno di lanciare messaggi pure tramite questo travaglio che ha chi per voi, che insomma prevalentemente colano attraverso l'immagine, insomma, quindi sa cura dell'immagine è una cosa molto importante, viene a scabatarte sa cura dell'immagine, non è che non sono la pote fare, insomma, bisogna che bapata capacità di questa scrittura, appunto un momento appunto in questa intervista nanne che tocca ad in modo dare capacitate, ma non solo, poi devi credere in solmatessi e deporre a frutto queste capacità. Quindi, Posso aggiungere velocemente, sì, 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 anche. La differenza della pubblicità a cartacea con quella digitale è proprio sta nel fatto che insomma, diciamo la differenza più importante è che si può misurare l'efficacia della pubblicità online, perché puoi seguire con tutta una serie di tecnologie, puoi seguire dal click che fai su una pubblicità, poi puoi seguire il comportamento online della persona che ci ha cliccato, puoi andare a vedere se poi se poi va a comprare quei voli online, se poi va a prenotare quell'albergo, eccetera. Sono tutte cose che non riesci a fare ovviamente dal punto di vista cartaceo, perché non c'è nessuna forma cioè ci sono delle forme, però non sono così efficaci come appunto la pubblicità online. Quindi ovviamente i clienti sono più interessati ad investire budget che sanno di poter poi come si dice, che sanno di poter poi calcolarne l'efficacia dal punto di vista proprio di entrate e di vendite. Pure che questo non sono travagli che si ha che in una via, insomma, cioè bicchiere tempo da fare questo travaglio, perché tocca adesso separare sul loco, sul tema, prima bisogna fare questa progettazione. Spiegami come te nasci tu un progetto di questo genere, per esempio questo che abbiamo visto in sigla di incomincio, come te può nascere un progetto di questo tipo? Beh, tutti i lavori, Cristiano, tutti i lavori, diciamo, secondo me ci vuole tempo, non ci si improvvisa niente. Secondo me ci vuole qualsiasi tipo di lavoro ha tutta una serie, no, come si dice, skills, insomma, di capacità che si imparano poi col tempo e l'esperienza. Un progetto come quello di norma ci vogliono almeno 6 mesi per metterlo in piedi, quindi tocca di buscare modelli, paesaggi o musica, è una cosa veramente seria. tutta la produzione, poi c'è ovviamente la produzione come hai detto tu, il modello, la location e queste cose qua, poi dopo va il post produzione che significa ovviamente correggere delle sfumature sbagliate, cercare insomma, aggiustare le luci, poi i clienti non gliene va bene una, che comunque sono molto, ovviamente sono loro che pagano, come tutti i clienti hanno delle esigenze, poi quando si ha a che fare con le case di moda così sono sempre molto più esigenti, perché ovviamente la loro priorità è la bellezza e che il marchio venga fuori in maniera
in maniera importante, e che sia in linea con il loro messaggio. Quindi sì, ci vogliono almeno 6 mesi tra il piano iniziale, le prime conversazioni, poi la campagna, ci vogliono almeno 2 o 3 mesi per produrre, e poi la campagna va in onda, e poi ci sono tutti i rapporti per vedere come è andata, eccetera, post campagna, quindi sì, una campagna del genere più o meno sono 6 mesi. E, insomma, Conta Savinas come te che ha cominciato questa cosa, cioè ha spiccato una laurea in Bologna, proprio in materia, in questa materia ha spiccato pubblicità, praticamente No, mi sono laureato in economia, ha davvero dei segni, nonostante cioè pubblicità. siano ancora convinti che abbia fatto il DAMS o roba di teatro, così di fatto ho fatto economia. Poi ho fatto per una specializzazione a Londra in pubblicità. Has cominciato come te a tanto, has cominciato lavorando in un caffè praticamente, caffè nero, poi ti sei spostato a un ristorante, no? Oh, contanos un po' questa, in quale volontà ti sei arrivata a Londra, insomma. Londra alla fine è stata una coincidenza, devo dire la verità, perché è stato uno di quei momenti in cui dici è stato proprio una coincidenza, è stata una telefonata con degli amici che avevo a Londra. Io ero in Sardegna, ero rientrato per la festa del Miracolo, mi ero laureato tipo in primavera, ero rientrato per la festa del Miracolo chiedendo il miracolo di un lavoro da qualche parte, e dovevo andare a Roma, era questo il piano. Invece poi proprio per una telefonata fatta con degli amici a Londra che mi dissero vieni qua, stai un po' qua e vedi un po', almeno impari la lingua. Siccome c'era la questione del militare, che comunque avrei dovuto fare, ho pensato ma vado comunque a Londra, vediamo un po' fino a quando mi chiamano, perché comunque quello andava fatto. Per cui è stato proprio una coincidenza. E da lì è stato insomma, la gavetta andava fatta per una questione linguistica, perché ovviamente non parlavo la lingua, nonostante l'abbia fatta al liceo, eccetera, non l'avevo persa completamente. Per cui c'è stata appunto questa gavetta qua, al Caffè Nero, a fare caffè, a fare il barista, che è stata un'esperienza molto bella. È stata quella l'esperienza, secondo me, che mi ha fatto capire l'andazzo londinese, perché comunque la cosa bella di queste esperienze qua, o anche del ristorante, subito dopo è stato proprio la meritocrazia che ho visto subito qua. Nel senso, se i bagni li pulivi bene, c'era la paga sulla spalla, non c'era il tutto dovuto che a volte può esserci in altri contesti, no? Se il giorno i miei bagni erano puliti davvero bene, il mio capo mi diceva vai via un'ora prima, o domani invece di iniziare alle 8 inizia alle 10, cioè c'era sempre un premio Soprattutto pur studiando, frequentando questo corso di pubblicità, soprattutto che si lavora sul ristorante. E poi sì. conta viene a proporre sul ristorante, poi sa volontà, può ti conoscere come te persone che mentre sono usati lo sighetto hanno ammalato o che hanno beata de che scarichi cosa e sul ristorante tu invece sei spuntuale, e schiasa chi una cosa che ti servia, può ti maturare vino a e su chi queria il facere, sa volontà di su hackere, su bipone volontate. A dire la verità, che questa no, è una cosa che ovviamente era controversa ai tempi, però io stavo considerando quella come carriera, perché comunque era una carriera abbastanza. A Londra la carriera nella ristorazione è una carriera ovviamente che ci sono mille opportunità, per cui per me era una carriera interessante, che poteva appunto poi svilupparsi in altri, no? Poteva crescere da qualche parte, per cui per me era un lavoro serio come gli altri, era il lavoro che mi stava facendo pagare le bollette, gli affitti, eccetera, quindi per me è stato era un lavoro importante, il mio lavoro. Non sapevo
cosa sarebbe successo in quel momento nel mio lavoro, poteva diventare anche la mia carriera. Secondo me nella vita a volte bisogna anche, cioè, bisogna vedere un po', ecco, non è che i processi sono sempre lineari, che uno finisce di studiare e poi trova il lavoro, e ci sono anche dei percorsi alternativi. E in quel caso, appunto, come hai detto tu, sì, era una cosa che notavo spesso, no? L'assenteismo, la gente che si chiamava malata, eccetera, quando invece per me era automatico lavorare di più per guadagnare di più, perché alla fine a quel punto io ero indipendente e non usufruivo di altri, insomma, di altre entrate, per cui... Poi questa posto laurea in pubblicità l'ha subito posta a frutto che sei nato a New York e in cui ha travagliato, ha sposto proprio a frutto diretto questa posto laurea, questo titolo a che ne pubblicità per video, e sul videogioco, insomma, mi spazio di comprendere dei gai. Come te che ha saputo questo collegamento del canale a New York? Il collegamento di New York è stato alla fine un'esperienza. Sapevo che c'erano queste opportunità di questi, come si chiamano, internships, insomma 3 mesi o 6 mesi così. In Inghilterra l'avevo fatto uno, però in Inghilterra mi sembrava difficile, ecco, uscire da questo schema del ristorante, no? Sembrava difficile uscire da questo schema, era faticoso, per cui invece a New York sentivo che c'era appunto la possibilità di poter fare queste esperienze, ed è stato anche lì è stato un caso, perché è stato un caso perché io avevo appena finito questo corso di pubblicità, tramite appunto una ragazza che aveva un'azienda, appunto questa azienda di pubblicità sui videogiochi. Lei aveva bisogno di qualcuno che osservasse, perché io comunque non avevo i documenti per stare in America, per cui non potevo essere un intern, dovevo essere per forza, io ero là da turista, per cui avevo appunto insomma, questa esperienza da observer, che dicevano, quindi una persona che osservava, che poi di fatto mi mettevano a fare delle cose. Anche lì era non pagato, era un internship non pagato, mi pagavano soltanto i trasporti, quindi la sera torno a gioco di nuovo, lavoravo in un ristorante fino alle 2-3, e poi la mattina andavo a fare questo lavoro qua. È stata anche lì un'esperienza molto bella, insomma. Però qua ha cominciato a fare gradini importanti, dai questo appunto pubblicità sul videogioco ha cominciato a ponere piede su gradino di AOL, che non è l'ultima cosa, insomma, chissà quanto vediamo anche arrivare, quindi insomma sa progressione che poi dai QE ha scominciato, dai AOL è andata a finire a Facebook, poi dai Facebook a Twitter. Contanos un po' questa base che è durata 7 anni, circa 7-8 anni questa base è durata. Sì, Facebook, no, AOL è durata 1 anno e qualcosa, perché poi ho fatto i colloqui per Facebook. E sapevo che Facebook sarebbe stato un successo di piattaforma, quindi dopo 1 anno, 1 anno e mezzo a OL sono passato a Facebook, dove sono stato 7 anni, e poi da Facebook a Twitter sono stato 2 anni. Alla fine ho seguito una mia mentor, che è stata la mia prima manager, e lei poi, cambiando lavoro, mi diceva: guarda che questa può essere un'opportunità anche per te. Facevo i colloqui e riuscivo a passarli. Facebook è stata ovviamente una delle esperienze più incredibili della mia carriera. Non credo sarà difficile riuscire ad avere un'esperienza uguale a Facebook,
proprio perché quando io sono entrato a far parte di Facebook eravamo in 10 fuori dall'America, quindi era proprio la prima squadra europea fuori dall'America dove è nato Facebook. Per cui è stata un'esperienza dove noi eravamo 10 come una famiglia, eravamo sempre a lavoro, stavamo in ufficio fino alle 3 alle 4 di mattina a lavorare, riniziare alle 8 alle 9 del giorno dopo. Era proprio stavamo costruendo qualcosa di, di nuovo, di diverso, di grande anche. Facebook aveva 70 milioni di utenti ai tempi, quindi pochissimi. Erano dei miliardi, insomma. Dopo Attualmente. sto lasciando, cioè adesso non so, loro sicuramente stanno anche ascoltando questa intervista e loro diranno che non è vero, però quando io chiamai a casa dicendo sto lasciando AOL per Facebook, cioè tu sei Marco, mai teste, questo c'era proprio questa forma di, perché ovviamente lasciare un posto fisso come l'AOL non era, era un rischio ovviamente, però si sapeva insomma che Facebook era già nell'aria, che Facebook sarebbe diventato insomma un portento, e quindi da lì appunto sono stato 7 anni, è stata, ripeto, un'esperienza unica che ti lascia quasi cioè, quella voglia di avere, di riproporre la stessa esperienza, ma ovviamente non sarà facile trovare un'altra piattaforma ed essere parte di quella piattaforma agli inizi, insomma è stata una fortuna ed è un'esperienza bella. Poi ovviamente il passaggio da Facebook a Twitter è stato più un passaggio, voler avere un ruolo più grande in un'azienda più piccola, insomma un pesce più grande in una piscina più piccola, ecco, come dicono qua, non so se si dice anche in italiano. Per cui è stata una scelta appunto di questo tipo e da lì c'è stata questa esperienza invece Hearst, che è una proposta a cui non mi sentivo, insomma, non me la sentivo di dire di no, perché era molto simile a Facebook dal punto di vista di dover costruire qualcosa da zero. Poi in Facebook, insomma, hanno riconosciuto le capacità proprio di specializzazione in queste operazioni che ha chiesto, e tanto è che ha rapito promozione, praticamente è stata una progressione in Facebook, ha rapito, mi pare che è battere chi promozione, quindi c'è sempre andato ad innanzi, e poi hai pure una certa responsabilità che mi spiace di comprendere chi è vero che si indecche che bisogna occuparsi dell'Europa, però in pratica in questo decche tu hai un ruolo di non poco conto, insomma, ecco, cioè in questo momento bisogna occuparne di Facebook in Europa, che magari noi ti hai diffuso che a como, però insomma qualche cosa Facebook bolla deve, te sì, basta travagliata appunto che sia diventato un gigante chi è storia, insomma. Però guarda, devo dire che loro lo riconoscono, nel senso che ancora oggi mi arrivano, che ne so, quando Facebook ha fatto un compleanno importante, mi è arrivata l'email, anche se io non ero più in azienda, però mi è arrivata l'email dicendo, sai, se siamo qua lo dobbiamo anche a te, insomma, ovviamente sono cose che magari sono quelle email che si rispondono a tutti i dipendenti dell'inizio, però sono comunque delle cose che l'azienda si ricorda, che si ricordi insomma, del lavoro, perché comunque parliamo di lavori, di un lavoro continuo, parliamo proprio di lavori, cioè di lavorare 15, 16, 17 ore al giorno, 18, un lavoro, però sai, quando c'è la voglia non ti pesa neanche, quindi è stato proprio un'esperienza bellissima. Potrebbe essere rispetto a Facebook un nomine boomerang? Un po' per te, cioè non si sa, nel senso, perché no? C'è sempre quell'opportunità, Facebook vuole i boomerangs, di gente che va via da Facebook ma poi ritorna, perché ovviamente ritornano poi con esperienze che hanno visto fuori. Io lavoro con Facebook ovviamente
moltissimo anche in questo lavoro, perché comunque Facebook è una piattaforma dove noi distribuiamo i nostri contenuti, quindi il legame, insomma, c'è sempre, lo tengo sempre molto, molto stretto. Ecco, siamo alla fine ormai anche se il settore è grande, anche se Londra è grande, il settore ci conosciamo, non dico tutti, però uno che conosce me c'è. Quindi diciamo che il settore non è poi così grande come si possa pensare, ecco. E comunque ti ha sempre caratterizzato questa gana di ti ponere sempre in discussione, di misurare le capacità, insomma, forse se magari vi nascosto che tata un paco a tu decidere di ti spostare in diverse impieghi, insomma, impiego si può tenere professione se voi importante. Che poi dai Q appunto dai Twitter dopo ha separato di entrare in un becco scomo e te bicchircaiasa a mezzo di Facebook o mezzo di Twitter e sa ambiente in un bel scomo. Ma hai parlato con Babbo prima di questa intervista? I te bicchircaia. Insomma, è sempre la voglia di mettersi in discussione, di fare cose nuove. Alla fine abbiamo la possibilità di fare cose nuove in questi lavori in questi lavori, insomma, online, c'è sempre la possibilità di fare robe nuove, di mettersi in discussione, di crescere dal punto di vista di capacità. Perché sai, a volte il lavoro diventa proprio una routine, la routine funziona, ci sono delle fasi in cui funziona, delle fasi in cui a volte si ha voglia di qualcosa di nuovo, per cui per me è sempre stato, insomma, questo il motore e a volte, insomma, non è sempre stato, cioè, la tua intervista proprio mi dipinge come tutto rose e fiori, però sai, ci sono stati un sacco di momenti anche molto negativi, molto grigi in tutta questa esperienza, che è giusto a volte anche ricordare, no? Perché comunque anche la voglia a volte di cercare ha le sue conseguenze, no? A volte si passano dei momenti non proprio bellissimi, però poi si supera anche quello, insomma. E comunque sarà China, la sempre mantesa, ancorata a questa terra e a questa idea, che viene scannese in Facebook, ha formato un gruppo e l'ha scramato Mialino Pira, Michelangelo Pira. È un gruppo che poi si è iscritto tanto al Vizzicheso, sono mantesos in contatto con tecos, insomma, in nome del suo liceo scientifico, tutto sente che hai scannato, ma non solo. Quindi questo gruppo poi te nascite sa con a questo gruppo, in questo periodo che si a largo. Allora, ovviamente il mio legame con Bitti è sempre stato forte. Bitti è comunque, Bitti, così come la Sardegna, è il DNA alla fine, no? Nel senso, puoi andare ovunque, però il tuo DNA ti rimane attaccato e lo vedi secondo me anche in mille cose, te lo riconosci addosso anche in certi, no? in certi atteggiamenti, cioè in certe riunioni magari stai facendo finta di ascoltare, ma stai pensando una frase in sardo che magari appunto qualcosa di ironico, per cui secondo me il legame con Bitti è sempre stato forte, il liceo è stato un momento ovviamente formante, non soltanto dal punto di vista ovviamente dei professori, che io ho avuto dei professori sia, diciamo, in tutta la mia carriera scolastica, medie, elementari, ho avuto degli insegnanti eccezionali, quindi ancora ricordo degli aneddoti, delle storie che ricordiamo con tutti insomma, i liceali del periodo, ogni volta che ci vediamo, quando ci vediamo.
Per cui quel gruppo è nato proprio per festeggiare questa, no? Per festeggiare il fatto che ci fosse una piattaforma finalmente che potesse dare come si dice, un palcoscenico a una cosa del genere. E mi ricordo che è stato, insomma, all'inizio è stato proprio divertente perché ovviamente c'erano i soliti, no? I soliti grandi imitatori dei professori, eccetera, insomma, eravamo anche bravi a fare questo. E poi appunto è iniziato ed è cresciuto con persone che io non conoscevo, come hai detto tu, ed è stato un modo, secondo me, per condividere delle cose che non avremmo potuto condividere senza quel gruppo. E alla fine ognuno ha preso delle strade diverse, ma ripeto, siamo comunque le stesse persone che eravamo al liceo. Forse alcune insicurezze non ci sono più, ma l'ABC, il DNA non non si cambia dimentica mai. sostanzialmente. Usas determinadas paraulas chiave, su chi naras. Tipo per esempio passione, capacità de non millantare, de investire su per essere capacitate chi siate vero, cioè chi non bisogna stare svantare le aeree capacitate che poi non si hanno. Poi la parola chiave è cambiamento, e caricate la parola chiave è abilitate specifica. Tu non si dia che ha investito su poter tenere matessi, come te la misurata la capacità, chi non ha autocritica, chi non ha chi sa passione, ti sei inteso subito in grado di affrontare lo scompito, insomma, importante se chi ti si poniano in dainante, che è chiaro che tutto ciò che ha fatto non fitti a sa portata di chiunque, insomma, biccheria sa passione, biccheria sa capacità, ma biccheria pure sa volontà, desi che misurare che in cui so incarico so importante. No, allora, la risposta alla domanda ti sentivi capace? No. La risposta è no, perché comunque se uno si sente capace al 100% subito abbiamo un problema lì, perché nel senso che alla fine è l'umiltà e il riconoscere che non si sanno delle cose che porta poi alla curiosità di volerle imparare, perché in qualsiasi lavoro, secondo me, non è possibile, soprattutto agli inizi, non è possibile proprio credere in se stessi così tanto da poter dire ah sì, io questo lo so fare, perché non è vero. Sei alla fine, soprattutto agli inizi, sei una tela, insomma, bianca, come si dice, dove devi appunto dipingerci sopra, aggiungere piano piano. Per cui la risposta è sicuramente no alla domanda ti sentivi capace? No, avevo molte insicurezze, l'umiltà alla fine è una cosa che per quanto secondo me in senso positivo ovviamente è una cosa che ci contraddistingue, forse come sardi, forse come meridionali o forse addirittura come italiani, secondo me noi italiani abbiamo sempre ci poniamo sempre con questo, a livello europeo e mondiale, ci poniamo sempre con una sorta di umiltà, sì, magari è mascherata dall'arroganza perché abbiamo questi posti bellissimi, questo cibo buonissimo, eccetera, eccetera, l'arte, la cultura, eccetera, è innegabile, però secondo me siamo comunque di fatto umili, per cui io ripeto, non c'è stata mai l'arroganza di dire sì, questo lo so fare, questo lo so. Ovviamente adesso certe cose si sanno, perché dopo tanti anni di esperienza certi problemi si risolvono in fretta perché si sono già presentati, eccetera. Ripeto, per me la passione rimane comunque una cosa che cerco in tutto e cerco anche in tutti quando assumo personale ciò che mi interessa è la passione. Non mi interessano tanto
il, 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 vo- il sa- come si dice, il curriculum è molto importante, il curriculum è molto importante per avere, forse per aprire una conversazione, però ciò che importa comunque è la passione, perché questi lavori sono lavori che si insegnano e si imparano, non sono lavori che insomma non c'è un manuale che gli dice come, come fare un video, si impara piano piano. Per cui per me è sempre la passione che conta, la passione è la voglia di fare, la voglia di non dire di no, di mettersi in discussione sempre, perché quando ti metti in discussione sei ovviamente più fragile, perché sei più, come si dice, sei un obiettivo, no? Quando ti metti in discussione ovviamente non sei sicuro, però secondo me quella vulnerabilità che poi porta alla voglia di imparare di più e di crescere di più, e poi si continua a costruire sopra queste fondamenta qua. Fondamenta. Non so se ho risposto alla tua domanda, però per me Sì, 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 ha risposto perfettamente. Il cosa si intendo. Allora, Londra-Roma. Ehm, qualcuno ti ha domandato che cosa è Londra per te. Te l'ha risposto, Londra è un partner, decide la tua quotidianità. E poi, insomma, te se tempo uscita naras chi sente davvero l'energia e meritocrazia perché se sei una persona che vale, qui puoi fare carriera, a prescindere dal settore in cui ti trovi, dal caffè nero alle grandi aziende, eccetera, eccetera. Questo, in questo senso, è un negozio di giocattoli dove tutto è gratis. In Roma, questo negozio dei giocattoli non basta tanto di inserire che so il giocattolo gratis. Bevito o no, no, questo negozio dei giocattoli? dove? In Roma. In Roma, eh. In Roma Andiamo in Italia a ponare Roma. ma alla fine per me rimane appunto questo punto importante di una città come Londra, della capacità di riuscire a fare un po' insomma, se si è aperti alle opportunità, eccetera, a fare quello che si desidera. Um, diciamo che poi non c'è neanche tutto il bagaglio che uno si può portare dietro, no? Non sei se Switzerland e quindi qui, perché Switzerland ti viene qualcosa ti deve essere dovuta o no. Qui sei tu con ciò che vuoi fare, ecco. Sei tu con i tuoi caffè, se li sai fare bene, sei tu col tuo cappuccino se lo sai fare bene, sei tu che ne so, con l'ordine giusto al ristorante se l'hai preso giusto. Quindi sei veramente solo con ciò che hai da offrire. E questa cosa per me di Londra è sempre stata una cosa molto affascinante perché qualsiasi cosa che secondo me un'uscita a Londra può cambiare la tua vita, tra virgolette, nel senso, non so, ma anche per me, per esempio, il post laurea che ho fatto è stato proprio questo, è stato tramite una delle ragazze, delle cameriere che lavoravano con me, che adesso è tutt'oggi una delle mie più grandi amiche, parliamo di 16 anni fa, io alla fine sono a Londra da quasi 16 anni, che lei appunto aveva appena finito l'università, aveva 22 anni e mi parlava di questo corso, lei lo stava per iniziare e da lì è stato proprio un cercare di capire di più di questo corso, come funzionava, eccetera. Ripeto, è stato proprio un incontrare, un conoscere, un essere aperti a delle possibilità. Per cui Ronda rimane per me un componente importante ovviamente della mia quotidianità e della mia vita. In questo senso dicevo prima che Londra decide la tua vita secondo dove vivi, ci metti un'ora e mezza ad arrivare al lavoro, devi pianificare tutto in modo che, insomma, io non ho neanche figli, immagino,
immagino cosa significhi i miei colleghi che hanno 3-4 figli, che fanno il mio lavoro, il mio stesso lavoro. Alla fine loro quando tornano a casa hanno anche tutto il resto, mentre io no. Per cui, ripeto, Londra è appunto una città che decide la tua vita, la tua quotidianità in questo senso. Comunque, entramos en un argumento que a mí me apasiona. Tá? Cioè, non sei se l'unico sardo che ha fatto ha terziato una scala, cioè ha fatto un gradino in una scala importante, insomma, questa dessa connessione, cioè de piazzare sul mercato prodotti che hanno bisogno appunto di avere un mondo namosu connesso, cioè su mondo che ti immaginato mi alleno Pira sul libro suo, un villaggio elettronico, e che poi va che il bannino ha riportato in questo libro appunto lettera ad un giovane sempre connesso in un e si è rilevato fino dal punto di vista statistico qual è la percentuale di ore che dedicano appunto a si collegare a su mondo che in questo mondo tu esese operando e tanto sono sardo devo che io ammentare che la Sardegna non è l'ultima arrivata in questo mondo proprio per tornare a Mosannare merito a chi è merito Satapito, per esempio, a che in Sardegna ha inventato video online. Siamo già nel 1993, video online è nascito in Sardegna e tiene uno dei nodi più importanti d'Italia e quindi è stata inventata da Grauso, è stata inventata in collaborazione con su CRS4 in un bebiti Rubbia come direttore che hanno presidente pure di Sucerne. Quindi vi siamo dentro di questo mondo, ecco. Quindi abbiamo la possibilità di entrare. Tu hai fatto bene, cioè ti tocca di dare merito che abbia entrato un po' più che in volontà e in qualche maniera ha capitalizzato fino a questo spirito che magari in Sardegna non si schiti chi peste, ma sono tanti che lavorano nel settore appunto della progettazione, programma abbastanza sofisticato, di questa applicazione e così via. Sì, ma ci sono tantissime start-up, ci sono start-up di Bittesi, ci sono start-up di gente anche che andava al liceo come di Lula, insomma c'è un fermento non indifferente. Nato uno di Urune pure metà importante. Sì. Si occupa di astronomia, però praticamente di astrofisica, perché di astronomia, astrofisica, e però è cresciuto sempre in ambito di utilizzare appunto il mondo della connessione, del suo web, insomma, una cosa meta bella. E sono batte in concatua un bed and breakfast. Vi esiste un bed and breakfast? Sì, l'obiettivo è sempre scorso a lungo andare. Sì, nel senso è stato è sicuramente un progetto che richiede un po', insomma, di essere un po' più pronti dal punto di vista, insomma, sotto tanti punti di vista economico, eccetera. Però è sicuramente insomma, una delle cose che mi piacerebbe fare a un certo punto. Non dico il prossimo anno, non come chiaramente a fine carriera andiamo là non dico neanche a fine carriera, però perché comunque sono come tutto richiede energia, quindi pensavo più a una via di mezzo, perché comunque, ripeto, è una cosa che richiede energia, lo vediamo con tutti i bed and breakfast anche attorno a noi, in Sardegna, eccetera. Quelli ci sono certi che sono spettacolari, che lo mandati avanti dalla passione, ecco. Quindi
Dico sì, questo è il mio sogno, non ci siamo ancora, ma non voglio aspettare la pensione, ecco, perché lì poi è un teatro, cioè poi non c'è più l'energia di portare avanti proprio un bed and breakfast, magari con tutta, sai, con tutta la voglia di metterlo online, pubblicizzarlo, eccetera. Mi piacerebbe fare un po' prima, ecco, della pensione. In questa intervista scapo a tu, vamos a ragionare pure che Rosita Cannas, Saiza del Salvatore Cannas, chissà, ha realizzato un po' di prodotto su bread and breakfast, che anche pure ristorazione, albergo, o insomma, intrattenimento varios, o di vario tipo e così via. E una musichiata materializzato un modello che si è aiucchiato in conca e questo modello veniva da una base culturale maturata in Sardegna e in particolare in Bizzi, insomma. Cioè, quindi penso che io che si inconcatua eventualmente del bed and breakfast siete qualche cosa di più cioè di più sofisticato che tutto su bagaglio culturale che ti zappas, insomma, sicuramente a essere una proposta viene elaborata, insomma, sicuramente da apprezzare. Speriamo perché comunque l'idea è seria, quindi cioè, sono comunque delle conversazioni che attorno a questa idea che stanno già avvenendo con sai, amici che comunque sono interessati a mettere su un qualcosa assieme, ecco. Rimane comunque il punto di domanda rimane sul dove farlo, però sai, c'è tempo per quello, dai. Infatti, non è stato il caso di decidere come basta tas impegno casa e chi però come t'ha visto mi ha esaminato diversi video prodotti dai Voisi e devo narrare che sicuramente dai minimo 3 mesi al minimo 6 mesi, al massimo 6 mesi, vabbè massimo, cioè non è così che è il suo lavoro che batte posto più tempo, ma comunque sia da essa qualità del suo lavoro ha valutato più o meno quanto tempo vi poteva chiedere per uno lavoro gai. Bene Gianlu, io penso che dettare può dimannare tutto ciò che Italia può dimannare, la gente sta ascoltando, sono scrivendo messaggi, affascinante, eccetera, eccetera, e così via. Tutto prezioso che ti sono danne, poi ti lo sai abbaitare che tanto questa registrazione resta in BCTV, come resta registrata in IE, si può vedere in qualsiasi momento. Io spero che tutti los che riescono collegare, si collegare che è vero, noi siamo in bici, che in questo BCTV che il carne di che è un villaggio elettronico, però bata diversi impedimenti. Beste chi è contrario a si aprire un account in Facebook, non è che poi pensano che sia una cosa già che solo quento, invece siamo dimostrare che non sia che solo quento. Poi bisogna ovviamente so che non hanno le conoscenze tecniche per lo hacker, insomma, per hackere un account, ma BCTV si offre e l'autore a rinnovare l'offerta come a fare account a chi lo chiede teatro, insomma, basta che mi lo nerete io gli sacco un account e si può tenere tranquillamente entrare su spuro in cui da famosa estratta a mandras de romanzesu sempre sconnessa. Comunque Gustiavo, per chiudere volevo dire che veramente questa è un'iniziativa veramente bella, stai facendo un lavoro secondo me eccezionale in questo momento in cui è importante offrire una piattaforma, non soltanto la piattaforma, perché la piattaforma c'è, ma è proprio l'immaginazione, no? di voler mettere questo, come si dice, attivare questa cosa qua. Secondo me stai facendo un lavoro veramente bello, anche la messa, la novena, cioè è una cosa veramente bella, quindi complimenti a te per aver cioè per dare anche, no? Per dare voce a cose importanti come l'intervista col sindaco di oggi,
sono cose importanti, sono cose che è giusto che circolino, circolino se possibile, più di dare pubblicità a volte. Ma io da lì ero una vita che ha con Don Chisciotte, no? Cioè, quindi non mi costa ammetta, cioè anche Don Chisciotte però a che ne è indipendentista e a che ne tanta battaglia a che ne, su Don Chisciotte però inventare BCTV e dare questo regalo, questo dono assai da me non mi costa un po' di tanto, insomma lo ha come intendere tu, basta che la caschi in passione e poi la cosa non costa. Il problema è che costa che invece se costrinta l'acchere che la deve fare e poi altri motivi che non sono la passione. In questo siamo uguali, siamo sempre due, una cosa che non muove, la passione dei hacker, insomma. Bene Gianlu, salutiamo. No, ti ringrazio ancora, saluto a tutti. Ti aspettiamo a Canno, non che dai questa gorro, non che occana, che noi potremo muovere di pruso. Speriamo tanto in quei pure si è aggorrato, no? Su internet, non si dice sul telegiornale. Agorrato e come sai Boris non la stava prendendo molto seriamente, poi in cala gordita ha cambiato idea. Ha cambiato idea. Che ha tolto. Convertito sulla mia di Damasco. Esatto. Bene, ciao Gianlu. Alla prossima, a presto. A me vedere, addio.